Buonasera dalla redazione di Teleeuropa Network, ben ritrovati con una nuova edizione del nostro telegiornale, puntualissimi, ma partiamo dai titoli. C'è un impegno per l'aumento degli investimenti al sud, ha detto Landini, segretario della CGIL a Catanzaro, ripartire dal mezzogiorno per dare una nuova prospettiva al nostro paese. Protesta questa mattina dei dipendenti della provincia di Cosenza che temono per gli stipendi e i servizi. Mancano 14 milioni di euro che lo Stato non ha trasferito. Cancellata l'intesa con il Partito Democratico dopo la debacle dell'Umbria. I 5 Stelle lavorano lontano dai due poli. L'esordio nelle elezioni regionali? L'appello disperato di 55 famiglie che hanno in casa bambini con gravi disabilità e anziani non autosufficienti alla Regione. Siamo in ginocchio, chi ci aiuta? Sindacato COISP in piazza per chiedere più sicurezza per gli agenti di polizia e mezzi adeguati. Operazione dei carabinieri nella frazione Lauropoli di Cassano allo Ionio. 5 le persone fermate, l'accusa è di estorsioni e danneggiamenti. I giudici della Corte d'Appello di Catanzaro hanno dimezzato la condanna inflitta ad Alessandro Manzi, accusato dell'omicidio del padre avvenuto a Rossano il 17 novembre 2017. Ancora buonasera da Anna Franchino, ben ritrovati a questa nuova edizione in diretta del nostro telegiornale. Lo avete visto dai titoli in apertura, parliamo dell'incontro di Landini in Calabria, a Catanzaro in particolare. C'è un impegno per l'aumento degli investimenti al sud, avrebbe detto il segretario della CGIL, ripartire dal mezzogiorno per dare una nuova prospettiva al nostro paese. Ma sentiamolo ai nostri microfoni. Lavoro, investimenti, mezzogiorno e legalità, i temi dell'incontro promosso dalla CGIL a Catanzaro, dove ha partecipato anche il segretario generale Maurizio Landini, che ha ribadito la posizione del sindacato. Lo sblocco dei cantieri e far ripartire gli investimenti a partire dal mezzogiorno è uno degli elementi di fondo per non solo creare lavoro, ma per ridare una prospettiva al nostro paese. E quello che noi stiamo chiedendo che si attivino 4 tavoli molto precisi, uno appunto su investimenti, mezzogiorno e politiche industriali. Abbiamo avuto un primo incontro col Ministro del Mezzogiorno, ma pensiamo che sia necessario che si determini una cabina di regia, che i ministri e i ministeri tra di loro parlino, ambiente, politiche industriali, mezzogiorno, in modo che ci siano trasporti, in modo che ci siano scelte che vanno finalmente a spendere i soldi che sono previsti. Chiede dunque una cabina di regia per far ripartire il paese. Il governo si è impegnato per l'aumento degli investimenti nel sud. Serve un progetto paese, basta con gli annunci, è arrivato il momento di passare alla fase operativa. Si è impegnato ad aumentare gli investimenti e noi abbiamo chiesto e stiamo chiedendo che questo diventi un tema centrale. Abbiamo chiesto al Presidente Conte che si riapra un tavolo di trattativa con i sindacati, perché c'è da discutere non solo di quello che si fa in questa legge di stabilità, ma di che cosa si fa concretamente anche per i prossimi anni. Poi il segretario si sofferma sui temi più caldi alle nostre latitudini, il precariato e la sanità. Sulla questione degli LSU e del mercato del lavoro più in generale c'è un incontro fissato martedì col Ministro del Lavoro e in quella sede noi intendiamo affrontarlo, perché per quello che riguarda gli LSU c'è sia il problema di vedere come viene fatto il decreto, sia di proseguire sulla strada delle stabilizzazioni, delle assunzioni e per chi non viene stabilizzato c'è la necessità di una proroga e quindi delle risorse che servono, e questo è un punto che viene discusso. È chiaro che per quello che riguarda la questione della sanità è un problema sicuramente anche locale, perché c'è il commissariamento da anni e non si esce a quella situazione, ma anche qui c'è un problema più generale, perché da un lato c'è un problema sicuramente anche di assunzioni di personale dentro al funzionamento, allo stesso tempo c'è bisogno però anche, come sappiamo tutti, di una vera lotta alla corruzione, di una vera lotta all'illegalità. Cioè, se non giriamo attorno al tema che uno dei problemi che abbiamo è che pezzi interi dell'economia reale sono controllati dalla malavita organizzata, quindi è chiaro che se si vuole affrontare un problema anche di rilancio e di sviluppo significa anche fare una battaglia e significa anche tagliare tutti i cordoni che la malavita ha con la politica e con le coperture anche politiche che ci sono state in questi anni.
E a proposito di vertenze aperte, una protesta questa mattina dei dipendenti della provincia di Cosenza che temono per gli stipendi e per i servizi. Mancano 14 milioni di euro che lo Stato non avrebbe ancora trasferito. Noi abbiamo i decreti in cui si dice che per quanto riguarda il 2018 lo Stato ci deve trasferire alle province 8 milioni e 600 mila euro. Per quanto riguarda il 2019 ci deve trasferire 6 milioni e rotti, per un totale di 14 milioni e 600 mila euro. Il presidente Franco Iacucci snocciola i numeri che spiegano meglio di ogni altro intervento la crisi dell'ente provinciale di Cosenza. Un'isola felice fino a qualche tempo fa rispetto ad altri enti della regione, ma vicina al collasso per i mancati trasferimenti. In piazza, insieme a gran parte dei 380 dipendenti, i rappresentanti delle sigle sindacali che chiedono di restituire dignità alle province. Siamo profondamente preoccupati per la precarietà finanziaria di questo ente. Infatti sono a rischio gli stipendi dei lavoratori, gli stipendi di novembre, dicembre e tredicesima. Questo perché mancano i trasferimenti erariali dello Stato e della Regione. E non solo, va detto che dal 2019 la provincia di Cosenza non paga più le fatture a quelle imprese che hanno fornito dei servizi e delle forniture, quindi con grave danno al sistema economico cosentino, ma anche per quei lavoratori di queste imprese. Sono a rischio i prossimi stipendi dunque, ma anche i servizi che l'ente provinciale restituisce alla popolazione. Purtroppo ciclicamente questo problema si è posto perché a seguito della riforma del Rio lo svilimento e la difficoltà di tutte le province italiane ormai è comune. Noi siamo qui oggi per la provincia, per salvaguardare la nostra provincia che dà servizi importanti alla cittadinanza e che non ha le risorse necessarie per poterle attuare proprio, quindi questa è la nostra manifestazione di oggi. Senza le risorse necessarie non solo non pagheranno gli stipendi, ma non faranno i servizi, non daranno quei servizi alla cittadinanza che i cittadini ignorano. I dipendenti, quelli in servizio da decine di anni, hanno visto diminuire poteri e forza della provincia e adesso temono per il proprio futuro. Adesso i cittadini non usufruiscono né di servizi e i dipendenti sono allo sbando perché siamo rimasti irrisori, sono poca gente che giriamo sui chilometri delle strade. Dall'altra parte della piazza, le bandiere e i manifesti che ricordano un altro caso spinoso, la Biblioteca Civica di Cosenza, 4 dipendenti, di cui uno vicino alla pensione, senza stipendio da quasi un anno. L'agonia silenziosa continua. Adesso la politica, perché è stata cancellata l'intesa con il Partito Democratico proprio dopo la debacle dell'Umbria. I 5 Stelle adesso lavorano lontano dai due poli, l'esordio potrebbe essere nelle prossime regionali, chi lo sa. A volte ritornano, è il caso di dirlo, perché Di Maio, dopo il flop dell'alleanza con il PD, pensa ad altro e pesca nella storia del nostro sistema partitico una suggestione già abbondantemente sperimentata, la terza via, che significa fuori dai poli, con l'obiettivo di intercettare pezzi di società civile che stanno dentro il mondo dell'associazionismo. Al momento è solo un'idea, ma è probabile che la prima sperimentazione possa avvenire proprio qui in Calabria, in occasione delle imminenti elezioni. Detto questo, c'è l'addio serio e definitivo al PD, per la serie ognuno per la sua strada, e vediamo alla fine del percorso chi avrà i numeri per rappresentare la nuova sinistra. Intanto da Roma non giungono buoni segnali per Oliverio. La viceministro Marina Sereni, partecipando da porta a porta, ha detto chiaramente che il PD non lo ricandiderà. Se dovesse essere questa l'indicazione del partito, il presidente dovrà decidere se proseguire il suo cammino da solo, puntando cioè sulle sue forze, oppure no. Ma tutto lascia pensare che sceglierà la prima opzione. Elezioni vicine o vicinissime. Salvini ha chiesto ad Oliverio di indicare la data. Graziano vorrebbe che si votasse in gennaio. L'entourage del governatore spinge per le urne in dicembre. Domani potrebbe essere il giorno utile per saperne di più. Nel centrodestra è tutto fermo. Tajani è speranzoso su Occhiuto. La partita però è a 2, e cioè tra Berlusconi e Salvini. Pare sia in programma un incontro ad Arcore nella giornata di domani. Vedremo. Adesso invece l'appello disperato di 55 famiglie che hanno in casa bambini con gravi disabilità e anziani non autosufficienti. Alla Regione dicono siamo in ginocchio, chi ci può ci aiuti.
Eccolo il manifesto della disperazione, lo hanno firmato 155 famiglie fragili calabresi, ossia genitori di figli disabili, figli di anziani non autosufficienti, padri e madri di ragazzi con problemi di devianza. Sono gli invisibili che devono combattere anche con le difficoltà economiche, sempre più soli, sempre più emarginati. Insieme gridano aiuto e contestano le scelte della Regione Calabria sul welfare. Parlano di vite da incubo, eterni sconfitti senza speranza e senza futuro, costretti a subire quella che definiscono aggressione inspiegabile da parte della giunta regionale, che ancora non ha attuato, unica regione in Italia, la legge 23 del 2003, e bocciano il lavoro considerato inutile dell'assessore Angela Robbe, nonostante quest'ultima l'abbia definito traguardo storico. I firmatari del manifesto invece parlano di regolamento inaccettabile sia sul piano del diritto che nel merito, in quanto, è scritto testualmente, presume di riscrivere ciò che non le compete e riafferma la volontà di mantenere distanti il sistema sanitario da quello sociale, ovunque integrati. Disapprovano in maniera netta soprattutto la possibilità di un tempo determinato di permanenza delle persone bisognose nei servizi di assistenza scelti dal nucleo familiare. Le rette aumenteranno. Il timore è di finire tutti sul lastrico, di generare una guerra tra poveri. Resta la domanda girata alle istituzioni: a che serve? 155 famiglie attendono risposte. Adesso il sindacato COISP in piazza per chiedere più sicurezza per gli agenti di polizia e mezzi più adeguati. Anche a Cosenza poliziotti in piazza per chiedere maggiori tutele. La manifestazione è promossa dal sindacato COISP. In piazza 11 settembre il sit-in per evidenziare i problemi e i disagi quotidiani degli uomini e delle donne in divisa che quotidianamente garantiscono la sicurezza dei cittadini. Diverse le richieste avanzate al governo. Rivendichiamo sia diritti economici legati alla mancanza di partenza del contratto nazionale, dei tavoli sui quali si dovrebbe discutere il contratto nazionale. Anche l'appostamento di soldi messi sul contratto garantirebbero un importo circa di 40 euro d'aumento medio mensile, e anche questo aumento andrebbe a regime dal 2021. Il contratto è scaduto nel 2018, i tavoli non sono partiti nel 2019, probabilmente il 2020 con queste somme si darà una piccola parte. Il contratto vero e proprio di 40 euro mensili medi partirebbe nel 2020 e 2021. C'è poi la questione degli equipaggiamenti. I soldi su quel capitolo che dovrebbe garantire gli equipaggiamenti per poter svolgere un servizio efficace e efficiente non vengono messi da anni. Abbiamo visto anche a Trieste il fatto dei cinturoni, anche delle difficoltà, delle carenze che ha quel cinturone, ma quel cinturone è l'ultimo, è quello di ultima generazione. Ma la maggior parte dei poliziotti ha un cinturone di prestazioni molto molto inferiore a quelli, e anche questo non è una volontà del capo della polizia o del questore, è una mancanza di risorse. Non vengono date le divise, non vengono date le magliette, i colleghi lavorano sempre con la stessa divisa, lavandola fra un turno e un altro. Non ci sono delle leggi a tutela del poliziotto che va a fare un intervento. Il sindacato di polizia chiede inoltre l'introduzione di leggi che non consentano di restare impuniti a chi aggredisce, offende o minaccia gli appartenenti alle forze di polizia, e l'adozione poi di idonei correttivi legislativi che rendano certa l'espiazione della pena, impedendo ai criminali già condannati in via definitiva di continuare a delinquere. Adesso la cronaca, torniamo a Vibo proprio per parlare del blitz di ieri in comune, vediamo se ci sono nuovi particolari. Quello che più negativamente sta influendo sul giudizio a proposito del blitz di ieri mattina della Guardia di Finanza nel municipio di Vibo Valentia è il particolare che c'è la direzione distrettuale antimafia di Catanzaro dietro questa operazione. Sequestrati decine di faldoni, fascicoli di svariati settori, tutti quelli in capo ai dirigenti attualmente in carica. L'attenzione delle fiamme gialle è stata incentrata sui faldoni che riguardano gli appalti, ma anche gli affidamenti diretti e le svariate pratiche nei settori cruciali dell'ente. Numerose le pratiche finite
finite sotto la lente della Guardia di Finanza, dall'appalto per l'illuminazione pubblica alla gestione degli sbarchi dei migranti che si sono susseguiti negli anni scorsi, fino all'interazione con aziende finite nel mirino della distrettuale antimafia di Catanzaro. A proposito delle installazioni abusive, poi, non saranno state certamente trascurate le denunce del commissario straordinario Giuseppe Guetta, che aveva disposto, a seguito di una sentenza del Consiglio di Stato, l'abbattimento di alcuni impianti, operazione poi sospesa e mandata momentaneamente in archivio. Lungo l'elenco delle manifestazioni finite sotto la lente della finanza, dai mercatini di Natale a Vibova in fiera, passando per le pratiche dei rifiuti fino alle strisce blu, rispetto alle quali più volte il Comune è stato interpellato dalla Procura ordinaria di Vibo Valentia. L'accelerazione impressa dall'antimafia di Catanzaro è dettata dalla necessità di fare luce su anni di gestione tutta da chiarire, in cui la criminalità organizzata, in collaborazione con la cosiddetta zona grigia, potrebbe aver inciso non poco sullo sfascio del Palazzo Cittadino alle soglie del secondo dissesto finanziario. Adesso a Cassano, nel Cosentino, per un'operazione dei Carabinieri nella frazione di Lauropoli, 5 le persone fermate, l'accusa di estorsione e danneggiamenti. 60 militari della compagnia Carabinieri di Castrovillari, coadiuvati dal personale del comando provinciale di Cosenza e da militari dello squadrone eliportato Cacciatori Calabria di Vibo Valentia, nell'operazione denominata Nerone, nella frazione di Lauropoli di Cassano allo Ionio, che ha portato all'esecuzione di 5 provvedimenti di fermo nei confronti di altrettante persone accusate a vario titolo di estorsione in concorso, tentata estorsione e danneggiamento a seguito di incendio in concorso. I provvedimenti sono stati emessi dalla Procura della Repubblica di Castrovillari dopo gli attentati estorsivi messi in opera nelle ultime settimane nella città del Pollino. Una capillare organizzazione che avevano in mente di realizzare almeno, di prendere proprio il controllo di tutte le attività commerciali che esistono su Castrovillari, quindi la pericolosità era non solo immanente ma era anche nella prospettiva futura abbastanza chiara. In manette sono finiti Cosimo Abruzzese, detto Cocco, e Francesco Abruzzese, Salvatore Lione, Fabiano Falcone, Francesco Cavalieri, già noti alle forze dell'ordine, e tutti residenti nella frazione Lauropoli di Cassano allo Ionio. Erano convinti di prendere, di mettere a ferro e fuoco Castrovillari, tutti dovevano pagare. Per noi questa è stata un po' una dichiarazione di guerra che hanno fatto e lo facevano con una spocchia e una sfrontatezza unica. L'attività info-investigativa, condotta in brevissimo tempo, meno di un mese, dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Castrovillari, trae origine da una serie di danneggiamenti a seguito di incendi di autovetture, minacce mediante l'utilizzo di bottiglie intimidatorie contenenti liquido infiammabile e proiettili calibro 7,65 lasciati dinanzi l'ingresso di varie attività commerciali. Stanotte proprio io sono stato contattato da un cittadino onesto che mi ha fatto presente che aveva udito dei rumori di arma da fuoco. Noi infatti stavamo pianificando il briefing e l'attività in altra sede e mentre pianificavamo questa attività sono stati esplosi dei colpi di arma da fuoco presso una struttura, un esercente commerciale, cioè un bar all'interno proprio di Castrovillari. Adesso i giudici della Corte d'Appello di Catanzaro che hanno dimezzato la condanna inflitta in primo grado ad Alessandro Manzi, accusato dell'omicidio del padre avvenuto a Rossano il 17 novembre del 2017. Dimezzata dai giudici della Corte d'Appello di Catanzaro la condanna inflitta in primo grado al 28enne Alessandro Manzi, accusato del parricidio avvenuto il 17 novembre 2017 a Rossano. Dai 18 anni e 10 mesi si è passati ai 9 anni. I magistrati, al termine di una lunga camera di consiglio, hanno accolto l'appello proposto dalla difesa con eliminazione di tutte le sanzioni accessorie, escludendo l'aggravante della premeditazione nell'omicidio e concedendo al parricida la circostanza attenuante della provocazione. Alessandro Manzi, dunque, avrebbe agito in preda ad un forte stato di disperazione a cui il genitore lo aveva portato con il perdurare della sua condotta ai danni suoi e dei familiari. L'episodio avvenuto circa 2 anni fa, il giovane avrebbe ucciso a colpi di fucile il padre Mario sull'uscio di casa. Subito dopo si costituì ai carabinieri, assumendo la responsabilità dell'accaduto e raccontando di come fosse arrivato a compiere l'omicidio dopo anni di vessazioni che avrebbe subito
subito all'interno delle mura domestiche che condivideva con il padre, noto pregiudicato, e con la sua famiglia. Ancora la cronaca ci porta a Bologna perché cade l'accusa di associazione a delinquere di stampo mafioso nel processo d'appello denominato Black Monkey. Secondo la Corte bolognese si tratta di associazione semplice e questo perciò comporta una riduzione delle condanne per gran parte dei 23 imputati. Nicola Femia, considerato dalla Procura il capo dell'organizzazione legata proprio all''ndrangheta che faceva profitti con le slot, quindi passa dai 26 anni e 10 mesi a 16 anni. In aula c'era anche il giornalista Giovanni Tizian, che era parte civile per le minacce subite, revocati anche i risarcimenti. Lasciamo la cronaca, è stato presentato a Catanzaro il nuovo sistema di allertamento di protezione civile che entrerà in funzione l'anno prossimo. Nuovi adempimenti per i comuni. Il vertice a Catanzaro era già programmato, ma lo sciame sismico che ha interessato la provincia di Cosenza nei giorni scorsi ne ha sottolineato l'attualità, catalizzando l'attenzione anche dei non addetti ai lavori. A spiegare il movimento tellurico con epicentro nel Mar Tirreno è stato lo stesso capo della Protezione Civile Nazionale. Questi eventi che si sono registrati soprattutto a largo della costa sono eventi che riguardano faglie molto profonde, eventi naturali e quindi anche io mi sono interrogato, però dalle informazioni che ci vengono date dalla comunità scientifica si tratta di eventi normali. In prefettura i responsabili della Procif, il vicepresidente della giunta regionale Francesco Russo e 5 prefetti calabresi, i comuni, è emerso, dovranno redigere un piano di protezione civile. A Cosenza a che punto si è? Cosenza che ha dovuto fare anche una grande rivisitazione perché come tutti sappiamo c'è stata anche la fusione dei vari comuni e quindi abbiamo dovuto anche riaggiornare i COM in virtù del nuovo assetto politico geografico. Presentata nel corso dell'incontro la nuova organizzazione della macchina della protezione civile in Calabria, prevenzione è la parola d'ordine anche con l'ausilio di nuove tecnologie a misura di persone fragili quali anziani e disabili. Questo sistema di allertamento nazionale della popolazione che in realtà entrerà in funzione a partire dall'anno prossimo. Quindi noi da un lato ci organizziamo per gestire gli eventi emergenziali e calamitosi sul territorio, dall'altro per prevenirli con un sistema di allertamento della popolazione. In una terra ballerina come la nostra è stato sottolineato con forza, altra parola chiave è la formazione a partire dalle scuole. E adesso vediamo le previsioni del tempo. Ultimi giorni di clima mite sulla nostra regione, almeno per il momento. Dalla giornata di mercoledì, infatti, l'arrivo di una perturbazione sull'Italia causerà maltempo diffuso e un calo delle temperature su tutta la penisola. Le prime avvisaglie di cambiamento sulla nostra regione si avvertiranno dalla giornata nottata di mercoledì, ma i maggiori effetti si concentreranno tra la serata di giovedì e la giornata di venerdì, quando il fronte perturbato attraverserà la Calabria, favorendo anche il sopracitato calo delle temperature che riporterà i valori più consoni al periodo. Domani cielo sereno o poco nuvoloso ovunque, durante la giornata possibili momentanee coperture a causa del passaggio di nubi alte e stratificate. Dalla serata aumento della nuvolosità sui versanti tirrenici, preludio del peggioramento che avverrà tra la serata di giovedì e appunto la giornata di venerdì. Temperature in leggero calo, passiamo a mari e venti, domani poco mosso il Mar Tirreno con venti di direzione occidentale, poco mosso il Mar Ionio con venti che spireranno di direzione settentrionale sui bacini settentrionali e di direzione meridionale su quelle oreggino. Per essere sempre aggiornati sulle evoluzioni delle condizioni meteo vi rimando oltre al nostro sito www.meteoincalabria.com anche alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Anche per noi è tutto, io mi fermo qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento con i nostri programmi, arrivederci.